Allora, come diciamo quando si fa anche impresa, anche questo festival è partito un po' per gioco e diciamo con uno spirito che mi ha sempre guidato anche imprenditoriale. Infatti in 4 anni siamo riusciti a realizzare un festival che è una proposta che da una parte vede al mondo economico, infatti è un festival che si concentra a portare persone affinché i bar, i locali e tutto il mondo del commercio possa crescere all'interno della città di Conegliano. Dall'altra è riuscito in pochi anni a essere un festival che ormai ha una validità nazionale e lo dimostrano i personaggi e i nomi che ci sono quest'anno. Quest'anno avete avuto il sostegno di una nuova cordata di imprenditori e di attività. Quali sono gli ingredienti che possono aver convinto queste realtà a investire ancora una volta su di voi? Ci sono più visioni, sicuramente ci sono imprese che hanno degli interessi, come anche giusto che sia, ma ci sono tanti imprenditori che ci sostengono perché vedono degli ideali, quindi una forte idea, che molto spesso oggi le idee invece non ci sono, c'è molta confusione. Noi l'idea chiara come giovani ce l'abbiamo da qui per i prossimi anche 5-10 anni. Dall'altra parte è anche la forza di vedere dei giovani che si vogliono impegnare, perché quando si parla di meritocrazia, la meritocrazia è prima di tutto premiare i giovani che si danno da fare ed è un modo anche per dare l'esempio che chi si impegna e chi vuole ce la può fare. Si può dire che festival di questo tipo possano essere degli strumenti di dialogo con le imprese e le realtà territoriali? Sicuramente sono uno strumento di dialogo, lo dimostrano il fatto che anche quest'anno abbiamo importantissimi imprenditori, mi viene in mente il nostrano Massimo Colomban, ma abbiamo anche Roberto Basale del Gran Moravia e abbiamo soprattutto Cristina Scocchia che è l'amministratrice delegata di Illy Caffè, persona nel mondo economico molto molto importante, che è un onore ospitare qui al festival quest'anno. Quindi il festival si dimostra ancora una volta un crocevia tra dialogo, cultura, varie tipologie di interessi, perché non dimentichiamo che nel mondo imprenditoriale ci si è resi conto che è sempre più importante anche l'aspetto geopolitico, che come ogni anno andremo a toccare in maniera approfondita, ma anche un mondo imprenditoriale che sempre di più cerca di coinvolgere e di far capire quanto solamente imprese che investano sul territorio possono durare a lungo.